Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata di tradizione popolare nel Parco di Sant'Agostino. Abbiamo aperto la serata con questa meravigliosa luna che sta per diventare piena e con i padroni di casa, il gruppo folk abasantese, il Suguncerto di Abasantesu e un rappresentante della leva del 75, Agostino Magia. Dov'è? Agostino Magia, che ci racconterà quanto è stato duro. Intanto ringraziamo la leva per aver organizzato questa festa che ancora non è finita, che ancora per tanti giorni costringerà questi ragazzi ad impegnarsi con tanti altri appuntamenti che poi vi elencherò. Volevo chiedere ad Agostino qualche informazione, no, su questa manifestazione. Stavo parlando con lui prima e ho chiesto perché la leva dei quarantenni, non dei cinquantenni e non dei trentenni, e lui mi ha detto perché 12 anni fa, più o meno, non si ricorda esattamente quando, prima la festa la organizzava un comitato con un priore, poi un anno, 12-13 anni fa, non so, ha preso in mano l'organizzazione della festa la leva dei quarantenni e così si è mantenuta la tradizione e ogni anno i quarantenni abasantesi si impegnano per 16, quanti giorni, Agostino? Dal 16 agosto praticamente sino all'ultima domenica di agosto, sino al 28 che è il giorno della festa, dipende quando cade, tipo quest'anno il 28 cade di venerdì, la festa si conclude la domenica e poi in un weekend alla Basanta quando ci sarà il rientro del Santo. Ecco qua, loro ci tengono a ringraziare altre formazioni, associazioni che hanno collaborato con loro per l'organizzazione di questa festa. Ora mi metto gli occhiali e ringraziamo la Proloco di Abasanta, il Comune di Abasanta, l'associazione ippica Susedazzu, l'associazione folcloristica abasantese e tutti i volontari uno per uno che ancora stanno aiutando. Voglio anche ricordarvi che la festa non è finita, come dicevo prima. Il 28 luglio, quindi domani, ci sarà un evento sportivo, un incontro di box a livello europeo. Dopodomani da Colorado Café, diversi artisti, comici, sarà una serata molto divertente. Il 30 la 45esima edizione delle Parillas del Santo Agostino e a seguire i balli a premio. Il prossimo weekend invece ad Abasanta, la festa si sposta ad Abasanta in Piazza della Vittoria, ci saranno i Cantadores a Chitarra e domenica sempre ad Abasanta il rientro del Santo e il gruppo di Liriana. Agostino, ci siamo dimenticati di qualcuno? Tutto perfetto, sì sì. Sei soddisfatto? Per adesso sì. La leva è soddisfatta? Siete stanchi? Abbastanza. Abbastanza, sono stanchissimi. Bene, abbiamo invece qui con noi, e vorrei chiamare l'amico Felice Cao, che sicuramente lo conoscete tutti perché lui è famoso. È famosissimo. Mi tieni un attimo il microfono, Felice? Vuoi salutare? Intanto ti saluta. Buonasera a tutti. Solo così? Basta così, no? Non c'è bisogno. Allora, aspetta un attimo, io ho salutato tutti quanti, guarda, siete in tanti e mi devo cercare tutte quante le informazioni. Ecco qua, Suguncerto Abasantesu è una formazione che nasce nel 1981. Felice, come nasce? Ti è sempre piaciuto cantare? È nato quasi per gioco, come tutti sanno i miei paesani, con il mio compare Giampaolo Pinna. Abbiamo iniziato con altri amici, con Lino e Gianni Ippa, c'era in quel periodo che abbiamo cantato e quasi giocando abbiamo iniziato questa avventura e poi piano piano abbiamo proseguito andando avanti, chi con i suoi impegni, con le sue... E so che andate in giro, che vi sì. invitano dappertutto. Quando ci invitano andiamo in giro, quando non rimaniamo in paese. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di andare in Svezia, a Gothenburg e Stoccolma
ad aprile siamo stati lì 3 giorni. È stata una cosa bella per noi, ma allo stesso tempo abbiamo portato il nome di Abbasanta anche lì tra questi svedesi che mai abbiamo visto. Hanno apprezzato il canto a tenore. Molto, intanto eravamo un regalo di compleanno in questa occasione, da amici della Comunità Europea che abbiamo conosciuto a Bruxelles, e hanno regalato il nostro gruppo come regalo a una nostra appassionata che abbiamo. Magari ad Abbasanta non ne abbiamo molti appassionati, ma pure ne abbiamo. No, siete appassionati? Facciamogli un applauso. No, non è importante. Come non è importante? No, tanto ognuno fa quello che vale lui, mi ha detto un mio amico, capito? E allora non c'è importanza. Allora, mi piace presentare i componenti del suo concerto. Felice Cao, Saoghe, Franco Piras, Sagontra, Antonello Bisseri, basso e contra, Thomas Piras, basso, Silvano Flore, mesaoghe. In questa prima tornata, perché poi li rincontreremo, ci delizieranno con il canto a saeretta, su basso abbasantesu e su bicchiri, che accompagnerà il gruppo folk, l'associazione folcloristica abbasantese, che in questo momento abbellisce il nostro palco. Grazie e buon divertimento. Oh amigo, orsa ostra simpatia, chi vi managgia l'hai ha compreso. Pochi s'affetto in coro, mai s'acceso, ancora con sa ostra cortesia. Uno saluto dare boscheria, dai parte su concerto abbasanteso. Reside dottor Decoro a Beru, dal suo concerto un abbraccio sincero. E oh amigo, orsa ostra simpatia, chi managgia l'hai ha compreso, provvisa affetto in coro, mai acceso, o ancora con sa ostra cortesia. Uno saluto dare boscheria, dai parte su concerto abbasanteso. Reside dottor Decoro a Beru, dal suo concerto un abbraccio sincero. E uno saluto dare boscheria, avevarte su concerto abbasanteso, ora reside dottor Decoro a Beru, dai suo concerto un abbraccio sincero, dai suo concerto un abbraccio sincero.